nel mondo per fare musica. Come dicono loro, aggiungi un posto a tavola. Aggiungi un posto Arriva a il Mago Peppe, altro grande personaggio della nostra Buonasera telecorinisti, buonasera, che piacere, me la bacio Mago, tutta. Mi sembra stare su che personaggi che ti faccio conoscere. Appunto, innanzitutto buon San Valentino a tutti quanti. Sei a tutti gli innamorato, Mago, tu? Io lo ero fino a poco tempo fa, sei però lasciato. ma l'ha voluto lasciare, quindi salutiamola. Sei single per scelta di un'altra. Single, quindi donne approfittatene questo proprio di Mago. Approfittate. Allora io volevo fare un gioco di prestigio qui alla nostra ospite con le carte. Allora qui abbiamo non vedo. delle carte. Va bene, cominciamo bene. Quando uno dice allora mi dica stop quando vuole. Qua Stop. va bene. Allora prenda la carta, la guardi, la memorizzi, la faccia vedere a favore di camera. scusa. Telecamera anche su Alfio Nicotra, perfetto. L'abbiamo vista. Allora rimetta la carta qui dove vuole. In mezzo, perfetto. Allora, ora io dovrò trovare la carta. Lei è mago, deve fare questo, ci mancherebbe. Vediamo Pagato per questo. se troverò la carta. Io credo che già credo di aver individuato la carta. La carta, che carino. Oggi abbiamo preso forse una carta per San Valentino, una carta a cuori, suppongo. Suppongo che la carta scelta potrebbe essere un bel 4 di cuori. E questa? Aspetta. È vero, bravo mago, Bravo, mago. già per questo io potrei andarmene. Già Cioè, minimo sindacale te lo sei garantito. Però io, il Mago Peppe, volevo fare certo. qualcosa di più simpatico, di più Scusa, frizzante. Il Mago Peppe. Ah, Mago Peppe. Il Mago Peppe. Allora me lo dici, con una allora, supponenza. apra la mano. Allora, facciamo questo gioco. Prendiamo il 4 di cuori. Tenga il 4 di cuori sempre in mano, chiuso anche con l'altra. Allora, Il 4 di cuore ce l'ha Lilla. sì, allora noi che cosa facciamo? Io sapete tutti che gioco ogni tanto con degli animali. Che vuol dire che gioco con gli animali? No, perché ogni tanto porto qua il procione, ogni tanto porto il pinguino, il piranha. Oggi farò un gioco con l'animale che non dorme mai. Perché c'è un animale che non dorme mai. Qual è l'animale che non dorme mai? Io so quello che dorme sempre è il ghiro, quello che non dorme mai qual è? Il mai a letto. No. Questa è pietosa, mago. Momento di alta televisione. Questa è pietosa. Allora, perché il maialetto? Allora, facciamo così. Allora, apra la mano con dove c'è la carta. Allora, mettiamo il maialetto qua. No. Lilla, io ti chiedo scusa e ti ringrazio. Bellissimo. Schiacci. Schiaccio. Schiacci. No, schiacci. Tu non fare il maiale tu. No. Schiacci. Lui si sta divertendo in questo momento. Sa che i maialetti che cosa fanno? Vanno di solito nel fango. E cosa fanno? Me l'aveva detto dietro le quinte, ma Cosa me lo sono fanno? scordato. Sì. Grufolano. Grufolano. Lui sta grufando in questo momento. Grufolando. Si sta sporcando della carta. Ed effettivamente abbiamo i 4 cuori. Bravo che il sono andati mago, qua. bravo. E vabbè, però ora scusi mago, c'è un problema. Qual è? Abbiamo 2 4 di cuori, perché c'è 4 di cuori sul maiale e 4 di cuori qua. Giri un attimino la carta. No, come hai fatto? Faccia vedere. Che riuscito! Miracolo! Grazie! È riuscito! Grazie! Non te l'aspettavo! Grazie. Bravissimo. Questo era il mio gioco per San Valentino. Grazie, mago Peppe! Grazie. Hai visto? Bellissimo. Ce li abbiamo bravi! Sì, Senti, bravo.